senza i quali questo torneo non sarebbe stato possibile. Vi ricordiamo il nostro slogan, United Game, contro ogni forma di discriminazione. Seguite su Instagram Italian Football Cup e Verona Football Cup, dove potete trovare le novità, le informazioni, le interviste, gli MVP e gli highlights di tutte le partite. Buon divertimento e vinca il migliore! Ci siamo, prova. Siamo qua. È buono? Signore e signori, pronti per l'annuncio delle formazioni per il liceo Seghetti di Verona, con il numero 1 Gianmaria Pizzamiglio, con il numero 18 Emanuele Bonner, con il numero 13 Jacopo Pissolo, con il numero 5 Davide Brunello, con il numero 8 Gianmarco Leardini, con il numero 16 Carlo Cosi, con il numero 20 Kevin Gallina, con il numero 19 Alessandro Penzi, con il numero 7 Giacomo Viviani, con il numero 14 Riccardo Santinato, con il numero 4 Giampiero Manzati, per il Vincenzo Cuoco di Napoli, con il numero 1 Tommaso Ottomani, con il numero 2 Fabrizio Baldice, con il numero 4 Nicola Ugon, con il numero 6 Mattia Muscariello, con il numero 8 Giuseppe Di Febbraro, con il numero 10 Antonio Rosolino, con il numero 16 Camillo Corallo, con il numero 21 Bruno Petrone, con il numero 7 Roberto Capazzo, con il numero 11 Mattia Esposito, con il numero 14 Raffaele Giordano. Napoli è una città focosa, una città dalla bellezza autentica, impattante e travolgente, ma è anche un unicum, quantomeno per lo stivale, perché senza la passione sconfinata di chi la abita non sarebbe ugualmente meravigliosa. Uomini, anzi umani, che vivono di sogni, di lucidi attimi di follia positiva, una piazza rovente con sogni di gloria per riportare in alto tutto il mezzogiorno e il fuoco che arde nelle vie del capoluogo campano. 600 chilometri separano Napoli da Verona, da qui, dove il Seghetti aspetta il cuoco, dove i sogni possono diventare realtà. Benvenuti allo Stadio Olivieri di Verona, una città luccicante e magica che fa da cornice alla finale di Italian Football Cup. Benvenuti da Gabriele Dattoli e Nicola Lombardo. Ciao Nicola, è un piacere averti qui. Buonasera a tutti gli studenti d'Italia. Buonasera a tutti, è un evento incredibile, la finale del torneo italiano di licei appunto italiani, di tutta Italia, di tutto lo stivale, incredibile. Assolutamente sì, incredibile, avete fatto un lavoro straordinario, 100 scuole coinvolte, migliaia di atleti coinvolti e poi alla fine arrivano due scuole in finale, Napoli e Verona, Seghetti e Cuoco. Bellissimo, e ecco la grafica infatti che ci aiuta. Allo Stadio Olivieri Verona riesce
riesce a tenere il passo e quindi riesce a giocarsi anche la finale da squadra che ospita di fatto l'Italian Football Cup, e dall'altra parte il Vincenzo Cuoco di Napoli, allenata da Antonio Turco. E allora possiamo leggere le formazioni. Il Seghetti, quindi la squadra di casa, diciamo, schiera un 4-2-3-1 con Pizzamiglio tra i pali, Leardini, Bissolo, Brunello e Piccoli da destra verso sinistra, Bonere, Tosi e centrocampo, con Bonere che di solito fa il terzino e oggi invece si schiera di fianco a Tosi, Gallina quindi sale in tre quarti, Santinato e Fenzi le due ali, e Viviani, che non è propriamente una punta, farà in realtà il 9. Risponde con lo stesso modulo, quindi a specchio, il Vincenzo Cuoco, 4-2-3-1 anche per loro, Ottomani tra i pali, Pau Dice, Ferrara, Muscariello e Ugon per la difesa, Corallo e Rosolino i due centrocampisti, con Rosolino che ha anche la capacità di andare ad offendere, Esposito, Capasso e Petrone, dietro l'unica punta Giordano. Chiaramente i 4 giocatori da tenere d'occhio sono Esposito, Capasso, Petrone e Rosolino. Nicola, tu hai visto anche la semifinale, hai visto tanta qualità, ne abbiamo parlato anche a microfoni spenti. Tanta qualità, e ci sono alcuni giocatori nel Napoli che sono di un livello superiore, nettamente superiore, però anche il Verona ha qualche buon giocatore. Il numero 7 è un bravo giocatore, come si chiama? Viviani. Giacomo Bravo, Viviani, esatto. Bravo. Vediamo, anche perché poi le partite non le vincono. No, si è staccato. Si è messa lì. Ma mica intanto riguarda. Raga, abbiamo un problema. Qualcuno salga per favore a dare una mano, perché sennò qua. Dio Cristo, Dio. Io faccio come se stessimo andando. Aspetta. Non c'è. Vi ho appena chiesto se qualcuno può... Bissolo. Sì, sì. Per Leardini, sulla verticale l'MVP della semifinale tra Seghetti e So cosa abbia fatto. Ha cercato adesso Ugon che dà una palla così e così, allora Viviani prova il dribbling, Ottomani chiude, poi Gallina, anche per lui è zona tiro, preferisce allargare, Fenzi va col mancino alto, occasione gigante per Viviani. Un'occasione enorme. Era molto più difficile sbagliarla che non Vero? fare gol.
Ugon un po' superficiale. Bravo il portiere comunque. Assolutamente. Intanto siamo tornati in live dopo un problema tecnico e fortunatamente abbiamo registrato l'introduzione, quindi per chi se la fosse persa potreste probabilmente ritrovarla sugli highlights nei prossimi giorni. Adesso seguiamo la partita con Petrone che va in verticale a cercare Esposito che non può arrivare su questo pallone, allora si torna da Pizzamiglio, da Viviani, non trova la sfera neanche lui, ma Santinato sì, lotta Ferrara, riesce a strappargliela e poi Muscariello allontana. Fase un po' confusa, fase di lanci in questo avvio dopo l'occasione di Viviani. Fenzi prova ad accendersi, l'ultimo tocco è suo, rimessa Vincenzo Cuoco. Adesso Petrone prova a partire, tocco vicino per Esposito, vediamo se si accende per la prima volta, prova a passare sulle Ardini, serie di finte e poi torna da Petrone. Rosolino triplicato, quindi deve tornare da Petrone, bello lo scambio con Esposito, ancora pallone per il numero 11 che può andare sul fondo. Non una giocata da Esposito che giustamente deve ancora entrare nella partita. Pizzamiglio alla rimessa in gioco, vuole fare il gioco dove c'è Brunello, di nuovo Pizzamiglio. Due semifinali ben diverse, quelle giocate da Seghetti e Vincenzo Cuoco. Tanto seguiamo prima le Ardini, strappa, si fa vedere Gallina, preferito Fenzi sulla verticale. Trovato, la tiene in campo il 19 che sposta sul mancino, occhio che si muove dentro, eccolo il traversone, Ugon questa volta bravo a chiudere e completa il lavoro Ferrara. Qui si sono presi un grosso rischio però i difensori del Napoli perché c'erano due del Verona che erano completamente liberi nel mezzo dell'area. Eh sì, intanto qui fallo di Leardini su Esposito, duello che si riproporrà tante volte durante la partita. Per ora Esposito si è già fatto conoscere da Leardini, qui Lotto invece ha risposto con un fallo. Ecco l'Esposito, vediamo se si accende. Sì, va via 2 volte, 3, giocata eccezionale ancora di Esposito che prova ad andare anche in porta quando si accende, uno spettacolo. L'ha nascosta 2 volte. C'è da dire che il pubblico è solo per il Verona perché chiaramente giochiamo qui in casa, ce n'è molto. Diciamo che per quanto ce n'è potrebbero essere più rumorosi. Vero. Sono quindi persone pacate, diciamo. Esatto. Coinvolto Ottomani, che va centralmente da Ferrara, così e così, il ruento Gallina. Poi ha commesso fallo secondo Guella Ferrara, mi era sembrato avesse toccato il pallone. Ha deciso così il direttore di gara, punizione molto interessante per il Seghetti di Verona. Comunque poco fa dicevo 2 semifinali ben diverse quelle giocate dalle 2 scuole, perché il Seghetti dopo averla sbloccata ha saputo difendere, invece il Vincenzo Cuoco vive delle fiammate dei suoi attaccanti e quindi tenta di segnare di fatto più gol degli avversari. Così è stato, 4-3 rocambolesco e meraviglioso. E ha avuto anche meno tempo per recuperare, solo un paio d'ore, no? Esatto. Napoli. Potrebbe essere una chiave. Fenzi sul punto di battuta, non Viviani, prima volta oggi. Fischia Guella, va col mancino, barriera piena, la palla rimane buona per Leardini, bravo Ferrara a chiudere, però si torna da Fenzi che va in porta, palo! Prima grande occasione, l'ha pizzicato Ottomani, calcio d'angolo. Viviani sul punto di battuta, movimento in area di rigore. Cross al centro dell'area, riesce a toccarla un difensore del Cuoco, quindi forse potenziale contropiede. Capasso vuole sovrapporsi Petrone, dall'altra parte si va a vedere Esposito, il pallone per il 20 e non può arrivare. Un po' di fretta qui di Capasso, anche perché aveva 4 uomini attorno. Adesso Leardini sull'out di sinistra, vuole ancora Fenzi, palla un po' lunga, vediamo se ci arriva il 19. Sì, la tiene, ma Ugon prima di lui gli passa davanti e si fa fare fallo, calcio di punizione. Già battuto. Adesso Capasso va da Corallo che lascia poi di fatto a Paudice
Vuole sovrapporsi centralmente il 2, ma Esposito torna dentro il campo. Sterzata, altra magia del numero 11 che poi cerca Capasso, anche lui bella giocata con il piede perno, ma dall'altra parte dove c'è Petrone, 1 contro 1 del 20, vuole andare via con il mancino, invece poi ritorna centralmente, ma è bravo ad arginarlo. Piccoli, poi Fenzi, già raddoppiato, ha recuperato proprio Petrone il pallone. Entra dentro il campo, poi Fenzi scalcia. Si gioca per il vantaggio, un po' di malizia in questo intervento secondo me. Rosolino va via con un rimpallo, poi finte di corpo, forse ha perso l'equilibrio e recupera quindi palla il Seghetti. Si è staccato Gallina che si è fatto vedere, il pallone a cercarlo, molto interessante. Gallina di prima, un po' telefonato, blocca Ottomani. Mi sembra un po' una replica della semifinale che c'è stata prima, dove Napoli è partito male, la semifinale contro Como. Tanto scusami Nicola, perché c'è Fenzi in area di rigore che sposta sul mancino e va verso la porta, alto sopra la traversa. Dicevi della semifinale? No, dicevo che anche in quella semifinale precedente, dove poi ha preso 2 gol in pochi minuti, Napoli era partito un po' timida e aveva concesso delle occasioni. Molto vero. Poi ha vinto però. Fenzi aveva saltato bene Ferrara, poi non ha trovato la porta. Vediamo se riesce a trovare le energie e le idee giuste il Vincenzo Cuoco per uscire da questo momento difficile. Cercato Esposito, Leardini con una finta di corpo si porta a casa la rimessa. Brunello da Pizzamiglio. Pressione di Giordano, poi Tosi, ottima costruzione del Seghetti, qui però Gallina non esce incontro, quindi recupera Corallo e adesso chance per il Vincenzo Cuoco con Rosolino che va a cercare Esposito, mette giù, poi addomestica, 1 contro 1, serie di finte, vuole il fondo, la fa passare, rimane lì Capasso e poi Pizzamiglio gli sbarra la strada, grande occasione, non è finita perché c'è ancora Rosolino che va in porta! Fondo! Ecco. Vedi quando si accendono i talenti? Questa è la differenza. Qualità da vendere per Esposito e Rosolino. Prima si è acceso l'11, poi ha calciato da lontano il 10, i 2 grandi protagonisti della semifinale con il Sant'Elia. Tosi. Largo c'è Fenzi, preferito in un primo momento Piccoli che mette giù bene, Fenzi sul filo del fuorigioco, eccolo servito, 1 contro 1 con Ugon, saltato. Poi prova l'imbucata per Viviani che non può arrivare su questo pallone, un po' lungo, però è sempre Fenzi che salta l'uomo e crea superiorità numerica. Un po' di campo per Muscariello. Cerca una palla in profondità a superare la linea dei difensori, dove di solito attacca lo spazio Esposito. Però qui non si sono capiti i 2. Tosi scambia con Bonner. Bissolo invece scambia con Leardini. Solito giro palla del Seghetti. Adesso sventaglia dove c'è Piccoli. Tosi. Vediamo se si accende il 16. Anche lui va vicino dove c'è Bonner. Si fa vedere Leardini che si è sovrapposto, anche Paudice è molto veloce, gliela fa rimbalzare addosso, poi si mette davanti con il corpo, vediamo se protegge quella che è una rimessa dal fondo. Sì, secondo Guella, bravo Paudice. Sempre Muscariello gestire il primo possesso del Vincenzo Cuoco. Poi dice prova ancora una volta a cercare Esposito che è sempre l'uomo da cercare per creare pericoli. C'è stata deviazione, la palla è uscita, allora sarà rimessa laterale. Rosolino lascia scorrere Petrone. Adesso il Vincenzo Cuoco che prova a gestire la sfera con Petrone che va a sventagliare ancora con il mancino. Vediamo se Esposito mette giù questo pallone, già pronto Leardini a dargli fastidio, infatti calcola bene i tempi, interviene ed è fallo laterale per il Vincenzo Cuoco.
Rosolino prova ad accendersi, c'era ancora lui, poi col tacco di Esposito non si capiscono i due e allora è tempo di giro palla per il Seghetti. Pizzamiglio sulla pressione di Giordano si concede anche un dribbling, poi sventaglia elegante da Brunello. Kevin Gallina centralmente da Viviani, vediamo se si accende l'MVP della Verona Football Cup, che è stato un po' assente forse nelle trame offensive della semifinale contro il Majorana di Torino. Adesso Tosi da Boner, quasi zona tiro, preferisce aprire dove c'è Fenzi, buona costruzione del Seghetti, punta Fenzi, serie di finte, poi prova a passare all'esterno, Ugò glielo impedisce, ma la palla è ancora per Fenzi, che calcia, ancora centrale, ancora Ottomani. Rosolino va ad aprire Capasso, riesce a tenere il pallone in campo? No, infatti mi sembrava strano. Sbraccia Capasso, che chiaramente porta l'acqua al suo mulino, non era d'accordo. Adesso attende la prima costruzione del Seghetti, il Vincenzo Cuoco con la punta che va a pressare, ma tutti e 10 i compagni della punta appunto aspettano. Poi buona uscita del Seghetti, anche bella questa palla di Viviani per Gallina, che con la testa la fa passare Ugon sulla linea. Fantastico. Dice di no. Un salvataggio straordinario Di Nicola Ugon. Dalla bandierina Viviani va al centro dell'area di rigore dove stava arrivando Leardini, non la trova, Bonersi, ma anche Ottomani con le mani dice di no. Capasso, grande aggancio, vediamo se si accende il 7, destro-sinistro, ma Gallina l'aveva capito prima, infatti buon break, poi pallone per Leardini, che era l'unica parte del campo dove c'era spazio, poi Viviani prova ad accendersi, vince un rimpallo, un po' fortunato, poi Boner prende campo, apre per Fenzi, vuole coordinarsi per il cross, poi ci ripensa e punta al fondo, va via con troppa facilità, eccola la palla dentro, rimane buona per Viviani, che chiusura di Rosolino anche in difesa. Adesso prova a ripartire il Vincenzo Cuoco senza riuscirci, lotta Petrone, riesce a tenere questo pallone in campo e alla fine riesce a tenere anche il possesso. Bruno Petrone, serie di finte. Prova Giordano, buona la sponda, Rosolino attacca lo spazio, sulla destra c'è Capasso, Rosolino lo ha visto, bravo, lo ha servito, bella palla, Capasso in area di rigore, ci pensa, rientra sul mancino, ce l'ha ancora lui, è zona tiro, preferisce la sponda dove c'è Rosolino, che non calcia, poi imbuca, un'idea forse complessa, troppo, persino per le qualità del 10. Dovevano tirare, trovare il modo di andare al tiro, non ci sono riusciti, è stata un'occasione mancata. Concordo. Mette giù Tosi. A lui il compito di impostare, sceglie Santinato. Poi Viviani. Deve anche schivare la Guella. Viviani. Porta, carezza con la suola, poi la sposta. Col mancino in buca. Passa davanti Santinato. Forse c'è stato fallo, non secondo Guella, si può giocare. Allora Rosolino. Serie di finte solite, serie di carezze al pallone, questa volta forse un po' lezioso. Infatti poi arriva il break ancora una volta del Seghetti con Fenzi, che torna da Tosi che aveva recuperato poco fa. Predica calma il 16. Gallina da Boner. Piccoli e alla fine si torna addirittura da Bissolo, che ha più campo, ha più visuale. Vediamo come la sfrutta. Tornando da Leardini. Primi 18 minuti in cui, come ci aspettavamo, il Seghetti prova a fare la partita e poi le fiammate dei geni, dei fantasisti del Vincenzo Cuoco fanno la differenza. Fin qui non hanno inciso sul tabellino, ma la trama è quella lì. Viviani voleva un fallo, quella non lo ha visto, quindi si gioca. Sterza Esposito, vediamo se riesce finalmente ad accendersi del tutto. Bella palla a cercare Petrone,
però non facile da controllare. Adesso potenziale contropiede, 5 contro 4. Bella l'imbucata per Viviani, anche il controllo orientato. Viviani non può sbagliare, fa 1-0 per il Seghetti. Giacomo Viviani. E avanti il Seghetti con l'MVP di Verona, che come dicevo prima ha forse sbagliato l'interpretazione della gara con il Majorana, non può sbagliarne 2 di fila e infatti sblocca la finale di Italian Football Cup. Però il Vincenzo Cuoco ha mostrato sia contro Roma che contro appunto Como che sa ribaltare la partita. È un avvio fotocopia rispetto a quello di prima. Speriamo per Napoli non proprio fotocopia, perché deve prendere un secondo gol. Esatto. Però diciamo Verona avrebbe potuto fare più di un gol. È vero, è stato bravo in un paio di occasioni anche il portiere. Tra l'altro vediamo i pressi della panchina del Vincenzo Cuoco anche Giuseppe Di Febbraro, che si è infortunato contro il Sant'Elia, lui che è il capitano. Ha ceduto la fascia a Mattia Esposito, l'uomo più talentuoso. Forse c'è stato anche un cambio, forse, nel Napoli, credo di sì. Mennella, se non sbaglio. Vediamo se ci sarà reazione. Prova a partire subito, palla al piede Petrone. Capisce che la strada è sbarrata e allora torna da Rosolino. Poi in buca per Esposito. Lardini sempre pronto su di lui, vediamo il duello. Esposito cambia passo, poi sterza, torna di nuovo sul destro, contro sterza, Esposito, poi cerca il traversone, raddoppiato, chiuso, calcio d'angolo. Comunque non è entrato Mennella ma Pratali. Angolo battuto corto da Petrone, su di lui Gallina, Petrone zona tiro, lo fa partire, alto sopra la traversa. Guella chiede il cambio di sfera perché quella scelta non è una delle ufficiali dell'Italian Football Cup. Pizzamiglio al rinvio. Se si prende anche qualche secondo di troppo già da adesso, lancio dove c'è Viviani che non la trova, chiude Muscariello. Adesso Pratali torna da Ottomani. Audice prova una leziosità che di fatto, su una palla non facile chiaramente da controllare, regala una rimessa laterale per il Seghetti. Gallina. Addirittura zona tiro, da uno sguardo in mezzo, vuole il secondo palo dove sta arrivando Fenzi. Ottomani ancora una volta si oppone e poi si arrabbia con Pratali, forse perché è stato un po' passivo. Calcio d'angolo. Viviani, battuta corta dalla bandierina. Viviani va via con tanta facilità, deve tornare Rosolino, che poi va via anche con un destro-sinistro, niente male. Solita grande giocata di Rosolino, che poi va da Petrone sulla verticale per Capasso. Dentro si muove Giordano, dall'altra parte sta arrivando Esposito. Il pallone per Giordano, da capire la posizione. Non ci arriva il 14 in maglia blu notte, ma ci arriva quello del Seghetti. Calcio d'angolo. Grande occasione questa per il Cuoco, per Napoli. Sì. Dalla bandierina vuole andare Esposito. Trasverso il primo palo, leggibile, Leardini chiude, poi Paudice prova ad alimentare, mette davanti il corpo Petrone, lotta con Bissolo, è bravo ad andare via Petrone, poi apre per Esposito che si è subito fatto vedere, esce su di lui Leardini, si rinnova il duello, 1 contro 1 e già un 2 contro 1, raddoppio sistematico, rientra sul destro, zona sponda, invece vuole liberarlo il destro per calciare, ma viene murato. Pallone dentro, bella la sponda di Rosolino che era praticamente a prolungare, ma ancora una volta attenta alla difesa del Seghetti. Poi
Poi il pallone non è uscito secondo quella, quindi Pau dice va al cross dove c'è Giordano, troppo lungo, allora Capasso può raccogliere per alimentare. Mette giù 1 contro 1, l'ha capita prima, ancora una volta, molto bravo Piccoli, ma ha ancora recuperato Capasso. Poi Pratali, Rosolino, gira su se stesso, carezze con la suola, qui la perde, allora Viviani centralmente si era fatto vedere Gallina, in qualche modo il pallone gli arriva, poi con la punta in buca dove c'è Giacomo Viviani. Arriva anche Fenzi, un po' in ritardo, allora Viviani deve dribblare, riesce, zona tiro, invece sponda, Fenzi, tutto mancino, va via, Fenzi! Ancora Alessandro Fenzi, come in finale di DFC, 2-0! Gran gol. Gran gol. Allora a tutti gli effetti fotocopia. A questo punto Napoli si augurerà che si trasformi in una fotocopia dell'intera partita. Dove hanno fatto poi 3 gol uno dietro l'altro, no? Esatto. In effetti non è stato chiamato il cooling break a metà primo tempo, quindi a questo punto evidentemente il direttore di gara ha ritenuto che il clima sia tale per cui si possa giocare 30 minuti filati. Altro cambio, usati 2 slot immediatamente da Antonio Turco, gliene rimane uno solo, infatti doppio cambio. È entrato sicuramente Pelvi, probabilmente anche Tranchese. Prova subito ad accendersi Petrone, vince un rimpallo, va via con la forza che lo contraddistingue. Poi in bucata dove può arrivare Capasso, e che scivolata di Bissolo che chiude in calcio d'angolo, anzi fondo secondo quella, la ritoccata Capasso, grande chiusura. Rosolino lotta con Santinato che ha la meglio, poi in buca dove c'è Gallina, centralmente si fa vedere Fenzi, lì vicino Viviani. Partecipa anche Santinato, serie di finte di Gallina che però rimane sul posto, poi invece attacca la profondità, forse si è aggrappato Muscariello, sì secondo Guella, punizione Seghetti. E se ne incarica chiaramente Viviani. Solo Ferrara in barriera, era lui ad essere entrato poco fa, non Tranchese, insieme a Pelvi. Forse chiama uno schema Viviani. Va verso il centro dell'area di rigore, poi prova ad alimentare ancora il Seghetti, Rosolino deve allontanare come può, vediamo se Esposito aggancia un pallone pressoché impossibile, lo alza ancora di più per renderlo più semplice da agganciare, e poi alla fine Leardini toglie ogni dubbio e chiude in fallo laterale. Ferrara prova a portare, sta subito fallo, sì secondo quella, quindi si gioca. Rosolino, bravo Paudice, poi Esposito che si accende, ruleta, aveva praticamente perso l'equilibrio, è riuscito a ritrovarlo grazie alla palla, quindi facendo una ruleta, e poi ha subito fallo, altra grande giocata di Mattia Esposito. E la punizione vuole batterla proprio l'11, anche se si avvicina anche Bruno Petrone.
o il destro del 2008 o il mancino del 2007. Va Esposito verso la porta, non da lui, molto alto sopra la traversa. Poco più di un minuto al termine, poi sarà recupero. 2-0 Seghetti, differenza della gara con il Sant'Elia. A quest'ora il Vincenzo Cuoco aveva già segnato e soprattutto aveva fatto vedere cose ancora più pregevoli di quelle comunque niente male fatte vedere oggi, questa sera, scusate. Fenzi mette giù, qui vicino c'è Piccoli che poi torna anche da Bissolo, forse ha subito fallo, dice che si può giocare Guella, rumoreggia l'Olivieri. Poi si arriva da Gallina che forse non l'aveva tenuta in campo, infatti è d'accordo anche il direttore di gara, rimessa già battuta. Poi forse un brutto intervento di Leardini su Esposito, forse anche passibile di giallo. Poi non belle immagini quelle del capannello che si è creato tra alcuni giocatori del Seghetti e alcuni del Vincenzo Cuoco. Invece poi è stato molto bravo Leardini a trascinare via i suoi compagni immischiati in questo litigio. Rosolino, solita qualità, aiuta con Petrone, poi anche Tranchese. Adesso Ugon prende un rischio, un po' di fortuna, quindi lo vince questo rischio. Adesso Rosolino, lì vicino, facile da servire Pratali, sulla verticale Capasso, spalle alla porta, riceve, si gira e torna da Rosolino, che va a sventagliare dove Esposito si è ritagliato un po' di spazio. Ottimo l'aggancio, sposta sul destro, Leardini lo segue, poi trova lo spazio per calciare, deviato, Pizzamiglio dice di no. Leardini a costruire, 2 minuti di recupero secondo Guella, già iniziati. Adesso Tosi la perde in maniera regolare, Esposito finta, sta tornando anche Leardini, quindi deve tornare sull'out di sinistra, diventa un cross dove c'è Petrone che mette giù e calcia, Pizzamiglio gli dice di no con i piedi, ma c'è ancora Petrone, deviato, calcio d'angolo. Grande giocata di Bruno Petrone, ma è stata brava la difesa del Seghetti. Ammonito Pizzamiglio, intanto batte Petrone, diventa quasi un tiro e proprio Pizzamiglio deve concedere un altro corner, ma dall'altra bandierina, dall'altro lato del campo, e forse andrà Capasso. Sì, va il 7. Di un grande assist nella gara contro il Sant'Elia. Va a spiovere verso il secondo palo, poi arriva Tranchese che prova a mettere giù, forse tocca anche per ultimo, toglie ogni dubbio Guella che fischia 2 volte, 2-0 Seghetti. Cosa serve al Vincenzo Cuoco, Nicola? Ma serve di essere più preciso rispetto alla partita col Sant'Elia e ho avuto delle buone occasioni ma con una certa imprecisione. E poi serve anche che il pubblico di Verona si comporti in maniera un pochino più tranquilla, perché mi sembra di capire che ci sia qualche provocazione nei confronti dei giocatori di Napoli. Eh sì, infatti deve rimanere con la testa dentro la partita il Vincenzo Cuoco.
Allora, piccola pausa, ci risentiamo tra poco per gli ultimi 30 minuti della stagione di fatto, a meno che non finisca in parità. A tra poco. Si chiude 2-0 per Seghetti Verona contro il Vincenzo Cuoco Napoli, il primo tempo di questa finalissima di Italian Football Cup. L'appuntamento è tra 10 minuti ancora qui allo Stadio Olivieri per il secondo tempo della finalissima.
Attenzione, avvisiamo il pubblico sugli spalti che in caso di ulteriori cori discriminatori la partita verrà interrotta. Se reiterati, la squadra di casa potrà subire la squalifica e la conseguente sconfitta a tavolino. Mantenendo lo spirito sportivo della competizione, ricordiamo ancora il nostro slogan United Game, contro ogni forma di discriminazione. Tutto pronto per il via al secondo tempo. Seghetti avanti per 2-0, il Vincenzo Cuoco però per 2-0 è già stato sotto e ha saputo rimontare. Vedremo quindi se ci sarà la reazione simile magari a quella avuta contro Como. E Pelvi va da Petrone, subito Capasso. Petrone, Tranchese adesso. Paudice prova a verticalizzare, Rosolino insegue la sfera, Bissolo con un'altra scivolata sul pallone con i tempi giusti. Che partita fin qui disputata dal 13. Rosolino di nuovo per Paudice, poi Tranchese. Da Petrone adesso il Vincenzo Cuoco vuole fare gioco, vediamo se si accendono i fantasisti. Raddoppiato Petrone, ma arriva a aiutarlo Capasso. Anche lui vicino, zona cross per Pratali che arriva, Pelvi pensa a coordinarsi ma viene anticipato. Poi Paudice, prima di lui Leardini che completa anche il lavoro, forse si fa fare fallo, sì, un po' di esperienza qui per il capitano. Bissolo al rinvio, lascia scorrere Muscariello. Ugon protegge l'uscita di Ottomani che ha già giocato dove c'è Muscariello. Sulla verticale da Esposito, Leardini lo ha seguito fino a lì. Adesso non c'è il capitano e Rosolino va a prendersi un cartellino giallo inevitabile. Ha di fatto placcato Boner. Tosi sul punto di battuta. È uscito Rosolino? No, è stato ammonito. Ah, ammonito. Adesso prova ancora ad accendersi Petrone, uno dei più attivi, ma semplicemente perché è lui che va verso il pallone e non è come nel caso di Esposito che vuole essere servito. Poi Santinato torna da Bissolo. Gallina, buono l'aggancio, sulla verticale c'è Viviani. Gallina ha la sposta, poi torna Tranchese, gli dice di no. Adesso Muscariello prova a sventagliare dalle parti di Capasso, pallone fuori misura. Rimessa Seghetti, non è con queste idee, poi sono un po' raffazzonate, che si può impensierire una difesa ben schierata come quella del Seghetti. Qui Fenzi sgasa sull'out di sinistra, in mezzo si fa vedere Viviani, ancora Fenzi in mezzo a due, riesce a vincere il rimpallo, poi sponda e se lo divora il Seghetti con Boner che calcia alto. Napoli mi sembra meno lucido, probabilmente influisce anche il fatto che abbiano giocato poche ore fa e abbiano avuto, non che debba essere una giustificazione, però è possibile che siano più stanchi. È molto vero, visto anche Esposito un po' sulle gambe. Quindi tacco con tunnel di Petrone, poi Capasso vuole cercare proprio Esposito, Leardini aveva capito prima, grande capacità di lettura del capitano. Poi Paudice, un po' di campo per portare, coinvolge Esposito, occhio alla sovrapposizione, Esposito torna dentro il campo, poi cambia idea, lì vicino c'è Paudice, ma Esposito vuole scardinare la difesa da solo, tre sono troppi e infatti Santinato riesce anche a pulire con una discreta giocata. Poi lì vicino Viviani, spinge, strattona un po' Pelvi e allora punizione in favore del Seghetti.
Leardini pronto al lancio. Dove c'è però solo Muscariello che riesce a dir di no e in qualche modo a pescare Rosolino, che adesso vuole accendersi. Raddoppiato, la fisicità dei giocatori del Seghetti non permettono a Rosolino di accendersi, allora Tranchese prova ad alimentare tornando proprio da Antonio Rosolino, che poi apre dove c'è Petrone, lì vicino Capasso, 1 contro 1, Petrone rientra 2 volte, vediamo se si appoggia, sì, dove c'è Tranchese. Anche Muscariello partecipa alla manovra, va ad aprire da Esposito, vediamo se trova la via per trovare i varchi, eccolo il cross, stavolta era partito bene ma non c'erano compagni all'interno dell'area di rigore. Poi Petrone di nuovo da Capasso, prova ad abbassare la testa e come Esposito a scardinare in solitaria la difesa. Poi Muscariello pensa addirittura al tiro, poi invece va ad aprire dove c'è Petrone che punta e salta l'avversario, poi va in porta, Petrone si stava abbassando, gran mancino del 20. Vedi, nella partita precedenti magari questi tiri sono entrati e adesso non entrano, questa anche può essere la differenza. È vero. Però già con una costruzione più studiata sicuramente si può arrivare a far male rispetto che con lanci un po' estemporanei. Certo, cercando solo la giocata. Esatto. Tanto qui Bonner chiude e ancora un possesso il Vincenzo Cuoco da sfruttare mentre siamo al 35esimo minuto, il quinto del secondo tempo. Fallo su Rosolino. Poi Gallina aveva fatto un bel gol, ma il premio per questa giocata è un giallo, perché aveva fischiato precedentemente quello. Due gli ammoniti nel Seghetti, a Pizzamiglio si aggiunge Gallina, ha battuto il Vincenzo Cuoco, adesso Rosolino un po' di spazio, vuole una ruleta, forse poteva fare una giocata più efficace, magari meno bella da vedere. Porta ancora Tosi, lascia lì a Santinato, poi era Piccoli, scusate, lancio adesso di Santinato per Fenzi, e questa volta non mette giù il pallone, e allora altro possesso Vincenzo Cuoco. Cercato Rosolino, anticipato ancora l'MVP della semifinale con il Santilia, poi scivola un difensore, quindi Tosi la sposta e zona tiro, lo fa partire, Ugon dice di no, mura il tentativo del 16, era scivolato Tranchese ma è ancora possesso Seghetti, 1 contro 1 potenziale, va via, poi zona cross, invece diventa forse un tentativo di tiro, così mi è sembrato, quello di Bonner, rimessa dal fondo. Dice Esposito, vediamo se si aiuta con Paudice, invece preferisce le giocate che di certo non gli mancano, infatti ecco lo strappo, Leardini la pizzica ma Esposito questa volta passa, torna su di lui Lotto e lo chiude. Se Esposito è un attaccante mirabolante, Leardini è un difensore dall'attenzione, sembra veramente un professionista, infatti poco gli manca perché sappiamo gioca nelle giovanili del Mantova. Adesso porta palla Bruno Petrone. Gol di destra si faceva vedere Capasso, si accende ancora Petrone, messo giù, questa è una grande chance per il Vincenzo Cuoco che deve semplicemente scegliere a chi far battere, quella che è una punizione davvero ghiotta. E Bonner si aggiunge alla lista degli ammoniti. Ha tolto Capasso, mi sa, Turco. Esce Capasso, finisce così, cambia il Vincenzo Cuoco, però abbastanza inspiegabile questo per quanto mi riguarda. Petrone sul punto di battuta però. Grande chance. Va col mancino e che parata di Pizzamiglio. Bruno Petrone aveva trovato la traiettoria per impensierire il Seghetti.
a tutta corto l'angolo, Esposito, zona tiro, ce l'ha sul mancino, la sposta sul destro, lo fa partire alto. Vedi, imprecisi. Occasioni ce ne sono, ma sono imprecisi. Oltre alla bravura del portiere, ha fatto una parata straordinaria. Adesso costruisce il Seghetti. In questo secondo tempo poche volte è riuscito a rendersi pericoloso dalla costruzione, appunto. Infatti anche in questo caso riesce a recuperare il Vincenzo Cuoco. Cercato proprio Petrone, che in qualche modo riesce ad agganciare anche questa. Poi si aiuta con Pelvi. È entrato anche Davide Tranchese, intanto Pelvi si accende, vuole andare sull'out di destra, inseguito, strattonato da Piccoli. Altra punizione Cuoco. Se ne occupa ancora il mancino di Bruno Petrone, che poco fa ha dato prova del perché a battere lui e magari non Rosolino o Esposito. Vediamo se anche a questa posizione fa male, meno di prima sicuramente perché c'entra la barriera. Poi Esposito prova ad accendersi, Lardini l'aveva letta in anticipo ancora una volta, così come Paudice in questo caso, che poi ha cercato compagni nello spazio senza trovarli e alla fine il Seghetti è costretto ad allontanare dove può raccogliere Ottomani. Alza adesso il baricentro il Seghetti. Paudice di prima, Esposito, buona sponda. Adesso il Seghetti si è compadato bene, quindi si torna dai centrali. Muscariello che va ad aprire. Petrone punta, poi va da Pelvi, giocata intelligente, zona cross per Pelvi, che mette questa palla non sbagliata secondo me, ma non c'era nessuno a rimorchio, quindi forse era più giusto tentare un cross morbido. Poi qui interviene in ritardo Tranchese, Lorenzo, calcio di punizione. Rosolino era andato a chiudere anche qui, infatti il Vincenzo Cuoco, fuori gioco. il Vincenzo Cuoco attacca con l'imbucata a cercare Pelvi. Esposito aveva perso l'attimo e poi alla fine l'ultimo tocco è, se non vedo male, di Tosi, forse di Piccoli, calcio d'angolo. Tutta corta, Petrone la nasconde, è quasi zona tiro per lui, invece fa sponda dove c'è Esposito che non calcia, la sposta sul destro, poi lo fa partire ancora una volta alto sopra la traversa. Sempre quella precisione che manca. Sì, rispetto a prima, o forse prima diciamo, sono stati più fortunati, però un gol riaprirebbe completamente la partita. Sì, soprattutto vedendo l'inerzia di questo momento. Viviani fa una buona sponda, in realtà non così precisa perché raccoglie Paudice, un po' stanco Esposito, anche Lardini, ma la rimessa del Seghetti. Viviani, stavolta la sponda è giusta. Tosi per Boner, ancora Tosi, si muove sul filo del fuorigioco. Viviani adesso attacca alla profondità, vediamo se l'ha visto Boner. Sì, eccolo il pallone per Viviani che si gira con il tacco, poi va col mancino. L'idea era molto pregevole, l'esecuzione è un passaggio a Ottomani. Pelvi, l'asse Pelvi-Petrone sono nate buone chance per il Cuoco, anche qui si accendono i due, ma questa volta senza troppa fortuna. Cambi per il Seghetti.
Cambia nel Seghetti dentro Vassena e Gragnato, il mattatore del match contro il Majorano. Qui lancia Ugon, sembrava fuori dallo stadio, fortunatamente no. Adesso Rosolino vuole recuperare questo pallone, forse ha commesso fallo, non è d'accordo il 10 chiaramente, ma quella era 2 passi, ha visto così. Che ha battuto la punizione, Fenzi va a strappare, va via ancora, grande giocata, Fenzi col mancino, Tomani la tocca e la toglie ancora una volta, ottima parata del portiere del Vincenzo Cuoco, calcio d'angolo. Fenzi anche dall'altra parte del campo, serie di finte, poi sterza, torna anche Esposito a strappargliela e poi subisce fallo, punizione. Cambia con Paudice, poi lancia dove Pelvi mette bene il fisico, infatti può arrivare Petrone, Vassena su di lui, palla ancora per Pelvi, centralmente si va a vedere Davide Tranchese, Pelvi sterza, lì vicino c'è Petrone, ci pensa ancora il 15, poi eccola la palla a servire Bruno Petrone, carezze con la suola, poi giro palla perché il Seghetti si è ricompattato, adesso scucchiaiata velleitaria come direbbe qualcuno. Kevin Gallina nel collo esterno per Fenzi, 2 contro 2, chance gigantesca per il Seghetti, soprattutto vista la velocità di Fenzi che poi ha servito Gragnato che forse era addirittura in fuorigioco, fatto sta che Ugon ha capito e ha chiuso una traiettoria interessante. Poi Petrone la nasconde 2 volte, Bruno Petrone sventagliata dove può arrivare Esposito un pelo lunga soprattutto perché è stanco il 2008 e allora rimessa dal fondo. Però giocata a livello altissimo per il Bruno Petrone. Ancora Ugon di testa, poi mette Giutosi ma la perde Rosolino, si aiuta tirando la maglietta il 16, punizione già battuta dal Vincenzo Cuoco. Fa vedere Esposito, pallone un po' lungo ma secondo me questa volta Mattia Esposito può arrivarci, la tiene anche molto vicina. Calcio d'angolo. Calcio d'angolo. Provano anche lato spalti Vincenzo Cuoco ad accendersi i cori. Battuta corta, la battuta dalla bandierina. Va in porta Esposito, Pizzamiglio l'ha vista partire per sua fortuna perché è potuto intervenire. Adesso potenziale contropiede. Mette giù Vassena, esce incontro Gragnato, dall'altra parte Santinato, Gragnato si gira, lo vede, bella sventagliata, forse lunga. Un po' lunga e infatti Santinato non può arrivarci. Cambi, sempre nel Seghetti perché se la matematica non mi inganna e soprattutto la memoria, il Vincenzo Cuoco ha finito gli slot. Le squadre mi sembrano stanche tutte e due, sì. Anche il Verona, anche il Seghetti che ha avuto più da recuperare, no? Sì. Iniziano a essere un po' sulle gambe. Adesso Paudice, vediamo se ci sarà tempo e spazio per un ruggito. Lato Vincenzo Cuoco. Porta Muscariello che centra in pieno volto Santinato, poi l'ha ritoccata lui. Adesso da capire le condizioni di Santinato che ha preso una pallonata ad alta velocità sul volto. Ardini forse prende qualche metro,
gittata lunghissima, arriva Gragnato, occhio a chi si muove dentro, Gragnato sterza, poi dà uno sguardo alla porta, se la porta sul mancino, cerca la sponda, non trova compagni, adesso c'è spazio per il contropiede Vincenzo Cuoco, di vicino Pelvi, preferito Petrone, ancora Petrone, si aiuta con Pelvi, che riceve, poi prova ancora a sterzare, l'ultimo tocco avversario, quindi rimessa Vincenzo Cuoco, già battuta, Petrone. Gliela tolgono, ma finisce fuori, quindi altra rimessa qualche metro più indietro. Pelvi. Rosolino. Va ancora da Petrone. Poi Pelvi, dentro si muove Davide Tranchese, il pallone morbido dove può arrivare Paudice che può coordinarsi, non riesce a colpirla bene. Poi allontana Di Benedetto, anche Vassena, poi Di Benedetto torna sulla sfera, prova ad alimentare, ma allontana più che può diventare buona per Esposito, che non l'ha attaccata con convinzione, secondo me perché era in vantaggio Pizzamiglio, ma sicuramente anche perché è davvero molto stanco Mattia Esposito. Leardini, porta lui, poi Kevin Gallina, Leardini addirittura si stacca e va ad inserirsi, bello il pallone per il capitano, Leardini per il match point, salta il portiere, Leardini, palo! E allora Napoli è ancora viva! Lancio di Pizzamiglio a cercare Esposito, non c'è Leardini, questa è una grande occasione, ma Esposito non trova la sfera, Tranchese sì, e poi si gira dove ci sono troppi avversari, quando invece era abbastanza libero l'out di destra, non una grande scelta del 9. Colpo sul volto a Santinato, Esposito con grande sportività lascia fuori il pallone. ...51 sul cronometro, 9 minuti, poi sarà recupero. Vincenzo Cuoco ci ha provato anche in questa seconda parte di gara, ma come sottolineato più volte è mancata precisione. Tranchese riesce a girarsi, poi Petrone, vediamo se riesce a liberare il sinistro, no, ma c'è Rosolino che poi va da Esposito, giù, fa finta, poi mancino alto sopra la traversa di Mattia Esposito, che questa volta aveva ingannato Leardini, ma non ha trovato la porta. Diciamo che comunque Napoli ci sta provando in tutti i modi, con le forze residue che ha, però ci sta provando. Si vede anche da uno dei più, mi viene da dire, commoventi, nel senso che Paudice ha giocato tutti i minuti dell'Italian Football Cup, così come Esposito e gli altri trequartisti del Vincenzo Cuoco. Paudice da buon terzino si sovrappone sempre, fa sempre avanti e indietro sulla corsia di sinistra e nonostante Esposito raramente scelga la sovrapposizione, ma molto spesso scelga la via personale, Paudice comunque sempre un riferimento, e anche pochi secondi fa è andato a prendere un pallone complicato in elevazione. Qui non riesce a uscire Vincenzo Cuoco, poi pallone a cercare Gragnato, un po' lungo, quindi ancora possesso per la scuola di Napoli. Rosolino, lì vicino da Petrone, ancora Petrone vuole strappare, poi con la punta riesce a imbucare dove c'è Pelvi che tiene questo pallone in campo, serie di finte di Pelvi, però rimane sul posto, adesso viene raddoppiato, quasi triplicato. Pelvi l'aveva tenuta, non secondo Guella, rimessa dal fondo, e non protesta neanche Pelvi perché evidentemente se l'era portata fuori. Lancio lungo, Muscariello riesce a schermare, poi Di Benedetto contro Rosolino, bravo Di Benedetto a mettere il fisico, arriva anche Esposito ad aiutare, sugli applausi di Kevin Gallina, poi Leardini lancia lungo, Ugon segue e Ottomani ha già rimesso in gioco dove c'è Paudice, di prima Muscariello, sterza,
elude la pressione, poi va in verticale, si mette bene con il fisico Tranchese, ma non riesce a controllare. Poi il pallone che diventa buono per Gragnato, che involontariamente fa sponda di nuca. Fenzi di nuovo per Gragnato, match point, sterza, Gragnato ancora, Gragnato! E il Seghetti con ogni probabilità vince l'Italian Football Cup come contro il Majorana, segna ancora Gragnato, 3-0. Con il numero 10 Matteo Gragnato. Forse c'è qualcosa da controllare al VAR per un potenziale fuorigioco sulla posizione di partenza di Gragnato. In diretta mi è sembrato tutto regolare. Regolare? Il VAR cosa dice? Regolare. È buono. Gol è buono. Giustamente ha ammonito anche Gragnato, che è esultato togliendosi la maglietta. Per 2 volte di fila entra dalla panchina e segna. Questo gol pesa tanto perché molto probabilmente chiude i giochi, ancora più pesante quello contro il Majorana, che vale l'1-0, che poi sarà il risultato definitivo. Sventaglia Esposito, chiude Vassena e poi vuole anche completare il lavoro, c'era praticamente riuscito. E alla fine sì, perché con un rimpallo il pallone finisce dalle parti di Tosi, che va a lanciare proprio a cercare Gragnato. Ottomani l'aspetta e la raccoglie in area di rigore. Lorenzo Tranchese adesso. Audice. 4 più recupero al termine. Esposito passa in mezzo a 2. Aveva nascosto un'altra volta il pallone Esposito, che nonostante tutto è un giocatore veramente speciale. Petrone, Gallina riesce ad imbucare dove c'è Gragnato che supera Pizzamiglio. Gragnato 4-0, ancora Gragnato, il Seghetti vince, domina in Italia. Fuori gioco, no? Ah sì, sicuramente da controllare la posizione, infatti stanno chiedendo anche al direttore di gara, che ha lasciato andare da protocollo, e il VAR adesso interverrà, perché anche a me è sembrato oltre in effetti. Matteo Gragnato nel dubbio ha messo in porta il pallone. Già più dubbi rispetto al gol del 3-0 di Matteo Gragnato. VAR, fuori gioco. Ed esulta il lato Spalti. A forza di avere il VAR in questo grande torneo, eh? Davvero. Penso che nessuna competizione liceale. No, nessuna competizione al di sotto della Serie B ha il VAR. Esatto. Quindi niente doppietta per Matteo Gragnato, rimane 3-0 il punteggio. Poi cambi da tutte e due le parti per far partecipare alla festa tutti i giocatori possibili del Seghetti e per far comunque calcare un campo di ultima generazione come è il manto erboso dello Stadio Olivieri, anche al capitano da distinta Riccardo Mazza, che regala un applauso al capitano avversario Gianmarco Leardini, che ha giocato un'altra partita
monumentale. Ed ecco Riccardo Mazza, il capitano, va a prendersi l'area di rigore. Comunque va fatto un applauso al Vincenzo Cuoco. Infatti Rosolino vuole andare a prendersi questo pallone senza riuscirci. Ugon ancora si lotta in mezzo al campo. Ugon forse ha subito fallo, non secondo il direttore di gara, quindi Di Benedetto, che prova a imbucare dove c'è Manzati, spalle alla porta. Rosolino che la va a riprendere, poi prova a dribblare, ancora Rosolino e poi probabilmente vediamo se Guella è clemente, ma Rosolino è andato a un passo dal secondo cartellino giallo. E fischia alla fine Ernesto Guella, triplice fischio. Bella partita all'Olivieri, bella partita. Il Verona, la città di Verona, ma soprattutto il Seghetti vince l'Italian Football Cup a casa sua e va ad alzare un trofeo che vale l'intero stivale. Football Cup 2025. Prima di fare tutti i meritatissimi elogi al Seghetti, volevo comunque elogiare, appunto, scusate la ripetizione, anche i ragazzi del Vincenzo Cuoco, con un torneo appena cominciato di fatto, perché alla prima edizione il Vincenzo Cuoco riesce a vincere la Napoli Football Cup, che per chi non lo sapesse si è giocata la parte finale, un triangolare conclusivo, tutto in pochi giorni. Quindi i ragazzi del Vincenzo Cuoco sul campo si sono conosciuti in poco tempo, hanno vinto la Napoli Football Cup, hanno battuto Roma, che è un torneo da 12 scuole, quindi è un torneo già più sviluppato. Sono riusciti a battere i campioni d'Italia in carica, quindi una vera e propria impresa per 4-3. I ragazzi del Sant'Elia, che sono l'unica scuola in tutta l'Italian Football Cup che ha vinto il torneo cittadino per 2 volte consecutive, e il Vincenzo Cuoco ha realizzato tutto questo, ma poi con anche un po' di stanchezza di fronte a un meraviglioso e leggendario Seghetti, capitanato da Gianmarco Leardini. Non hanno potuto nulla. E questo 3-0 ne è la prova. I ragazzi più forti hanno vinto, la scuola più attrezzata ha trionfato, il Seghetti che adesso si gode la festa a casa sua, e a breve ci saranno le celebrazioni, premi e quant'altro, diciamo. Mentre dopo una piccola interruzione, ecco la festa del Seghetti sotto il lato degli spalti dedicato ai tifosi veronesi. Comunque una bella immagine
è quella dei sorrisi sul volto del Vincenzo Cuoco, perché chiaramente il rammarico ci sarà. Per esempio vedo un affranto Ugon, ma è anche vero che questi ragazzi, come dicevo poco fa, hanno compiuto un'impresa, sono arrivati qui a 600 km dalla loro città, hanno viaggiato in mattinata, sono arrivati stanchi già dal viaggio, hanno affrontato i campioni in carica, li hanno battuti e poi ancora più stanchi hanno provato la super impresa, perché di semplice impresa già si parla, contro il Seghetti, campione di Verona, e squadra che non subisce gol da ormai non so quante partite, perché la finale a Verona hanno vinto senza subire gol. Contro il Majorana uguale, 1-0, una partita magari più sofferta, e poi 3-0 contro il Vincenzo Cuoco, che sta cantando come se avesse vinto. Questa è una scena sicuramente peculiare, ma questo fa capire la passione, l'emozione che ci mettono i ragazzi di Napoli. In questo caso chiaramente, non solo loro, perché abbiamo visto anche il Seghetti festeggiare, ma loro sono contenti di essere arrivati qui, di essersi goduti un viaggio che non si dimenticheranno mai. Sinceramente sono scene commoventi, veramente emozionanti. Quelli che vedete inquadrati non sono i ragazzi del Seghetti, ma sono i ragazzi del Vincenzo Cuoco, continuo a ripeterlo. E adesso è giusto però iniziare a parlare del Seghetti, che come dicevo non subisce gol da 3 partite, quantomeno, però non vorrei sbagliarmi, perché probabilmente anche più lungo il digiuno degli avversari che affrontano il Seghetti, o ancora meglio la serie di clean sheet di Leardini, Brunello, Bissolo, Piccoli e Pizzamiglio su tutti, perché questi sono i 5, 4+1 difensori più il portiere, che hanno difeso la porta oggi, ma nella partita precedente in realtà Piccoli è partito dalla panchina, e nei 4 difensori oltre a Leardini, Brunello e Bissolo c'era Boner, che oggi ha giocato a centrocampo, e per esempio in finale ha giocato Alessandro Mion, il numero 2, che è subentrato anche con il Majorana nel finale. Comunque non solo loro, perché Viviani, che aveva un po' mancato la prestazione che ci si aspettava contro il Majorana, ha giocato molto bene e ha segnato contro il Vincenzo Cuoco, ma ancor meglio mi permetto di dire che hanno giocato in generale tutta l'Italian Football Cup in maniera sublime i 3 trequartisti dietro Viviani, perché Kevin Gallina dopo un primo tempo così e così con il Majorana ha tirato fuori un cross al bacio per la testa di Gragnato per l'1-0, che poi è stato il risultato finale contro la Scuola di Torino, e anche in questa partita, soprattutto a livello di quantità, ha giocato alla grande, ma l'MVP di serata, Fenzi, con un gol al limite del possibile, perché ha fatto veramente qualcosa di eccezionale, e così come ha fatto qualcosa di eccezionale Santinato ancora di più contro il Majorana, perché da un certo punto in poi i giocatori di grande qualità del Seghetti sono venuti a mancare, nel senso che non hanno giocato come ci si aspettava su tutti i Viviani. Anche Fenzi ha giocato meglio la seconda che la prima partita, e allora Santinato è salito in cattedra, ha portato a spasso la difesa del Majorana e ha portato poi anche a casa il risultato. Mentre lo speaker ci aiuta, io concludo con Boner e Tosi, che oggi hanno giocato in mediana. Tosi sia in finale che nella partita con il Torino mi ha come si dice, stupito tantissimo, perché mi hanno parlato di tanti giocatori del Seghetti, quelli che ho già citato, il capitano Viviani, Fenzi, Santinato, ma non mi era stato fatto il nome di Tosi, che dà tanta quantità, tanto ritmo e soprattutto tanta qualità alla costruzione del Seghetti. Con la 16 sulle spalle, Carlo Tosi, soprattutto in finale, nelle 2 finali, quella di Verona e quella di stasera, ha giocato davvero alla grande, un po' impreciso forse contro il Torino, ma il Seghetti aveva forse già la testa all'obiettivo successivo, come si è visto questa sera, perché l'interpretazione della partita, ancora meglio contro il Vincenzo Cuoco, è stata nettamente migliore rispetto a quella con il Majorana. Non me ne vogliono né i ragazzi di Torino né i ragazzi soprattutto di Verona. E poi Boner, che ha fatto praticamente tutti i ruoli, perché oggi partiva mediano ma è arrivato a finalizzare tante volte senza trovare la porta, ma anche avere i tempi di inserimento e comunque una qualità. E poi ha giocato terzino in realtà nella partita precedente, sempre quella contro il Majorana di Torino, chiaramente non cambia l'avversario, e ha giocato una grande partita a livello soprattutto quantitativo e
di resistenza contro il Majorana. Intanto abbiamo visto il passiglio d'onor per il Vincenzo Cuoco, eccolo qui. Il liceo Vincenzo Cuoco! Secondo posto, secondi d'Italia, è comunque un traguardo eccezionale. A questo punto parliamo rapidamente di alcuni dei giocatori del Vincenzo Cuoco. Esposito, Capasso, Petrone e Rosolino sono i giocatori che hanno incantato, ma Ottomani ha fatto una finale al limite del commovente anche lui, perché è vero che il risultato dice qualcosa di diverso, 3-0, ma prima di arrivare su questo risultato Ottomani ha messo i guanti sul tabellino, appunto, evitando un parziale proibitivo e permettendo al Vincenzo Cuoco di continuare a sognare di ribaltare la partita, cosa che poi non è successa perché la difesa arcigna del Seghetti è stata in grado di arginare gli inarginabili del Vincenzo Cuoco, quindi hanno fatto qualcosa di davvero eccezionale. E allora adesso premiamo il Seghetti anche noi in telecronaca, lasciando a loro la festa. I super campioni d'Italia da Verona, il liceo Seghetti! Ed eccola la festa, con Gianmarco Leardini al centro del capannello vivace creato qui allo stadio Olivieri in via Sogare, al Synergy Stadium. Come dir si voglia, un percorso che parte da lontano, da un anno fa, quando a Verona nella fase a gironi il Seghetti vinse il girone, ma poi dovette fermarsi sotto i colpi di Maffei e Stimate, che appunto furono le finaliste. Quest'anno poi, mentre la alza alta ancora una volta Gianmarco Leardini, come qualche settimana fa con il trofeo veronese, questa volta il trofeo è il Big Prize. E allora godetevi la festa, ragazzi, con il gioco di luci che regala questo impianto. Comunque, dicevo, è partita da lontano, per quello che vi raccontavo poco fa. Quest'anno l'obiettivo è stato chiaro, sono stati aggiunti anche tanti membri fondamentali della cavalcata e il Seghetti ha vinto la Verona Football Cup dominando a tratti, a lunghi tratti francamente, e poi ha dimostrato superiorità anche qui in Italia, perché sono 0 i gol subiti, 4 quelli fatti in 2 partite. Magari alcuni dubbi, alcune ombre sulla scuola di Verona, perché ospitando il torneo non sono passati dai playoff, cosa che di solito spetta solo ai campioni in carica, ma da squadra ospitante facevano già parte delle 4 scuole migliori d'Italia alla Final Four, ma poi la vittoria prima con Torino, scusate, poi con Napoli ha dimostrato che il Seghetti è semplicemente la scuola più forte a calcio d'Italia.